L'atleta della discobolo sciacca Siria Mantegna ha vinto a Milano la 12ª edizione del trofeo acquamarina di sciabola femminile individuale, organizzato dalla Società Sportiva del Giardino in occasione delle celebrazioni per i suoi 140 anni di attività. Una gara impeccabile quella di Mantegna, nessuna sconfitta nei vari assalti, sia nella fase a gironi che nelle dirette. In finale il successo è arrivato nel corso di un bel confronto contro l'atleta di casa Federica Pozzi. Nel corso di questi 140 anni la Sala d'Armi Società del Giardino ha conseguito con i suoi atleti numerosi successi olimpici, 29 ori, e mondiali, 46 ori, individuando a squadre. Per questo è stata insignita nel 1997 dal CONI dell'onorificenza del collare d'oro in merito sportivo. La discobolo sciacca fa festa per questo importante risultato ottenuto in una manifestazione di livello nazionale, insomma un trofeo prestigioso organizzato da una delle società storiche della scherma. Un ottimo test della prova nazionale di qualificazione del prossimo 26 febbraio, ha commentato il tecnico nazionale Pippo Pullo. Siria ha tirato fuori una gara impeccabile ed è stata molto brava. Mi preme sottolineare che la nostra atleta ha iniziato la seconda stagione sotto le cure di Lucio Landi, che per anni è stato uno dei tecnici della nazionale assoluta. Il prossimo appuntamento per il team di scobolo di sciacca è a Montesilvano il 26 febbraio.